Grazie alla professoressa Vecchio. Allora passiamo all'intervento dei consiglieri. L'amministrazione non risponde? No. Devo sentire L'amministrazione perché le domande sono rivolte all'amministrazione. Noi possiamo, come dire, anche poi noi siamo qui per chiedere all'amministrazione. Professoressa, abbiamo ascoltato il suo intervento, grazie. Volevo capire se ci sono interventi da parte dei con consiglieri. l'amministrazione, perché vogliamo ascoltare l'amministrazione. Consigliere di maggioranza, c'è qualche intervento? Consigliere Vasile, prego, grazie. Grazie Presidente. Sono sindaco, consigliere e il gruppo presente. Mi domando, mi chiedo a me stesso, i fari puntati sono sulla amministrazione attuale. Consigliere, il microfono è acceso? Sì. Quali sono il dubbio deve essere è come se noi non abbiamo nessun interesse a ristabilire le sorti delle scuole dove i nostri ragazzi, i docenti stessi in cui stanno espletando le loro funzioni, sia di alunni che degli insegnanti stessi. Il problema è anche questo, che è nato oggi questo problema o dobbiamo ripercorrere gli anni passati. Dal 2022 faccio una conta, 22, 23, 24, 25, bene. Come tutte le case normali, dire non è un costo in cambio, quando i fondi non ne abbiamo, noi abbiamo grande difficoltà ad avere la possibilità di fare le sistemazioni. Ma c'è un dato di fatto, stasera stessa, l'amministrazione chiarirà, non sono io che le posso, ma sarà il sindaco stesso a stabilire meglio dei criteri cosa si farà e cosa non si farà con i tempi che ci saranno, le risposte ci saranno tutte, sia all'opposizione stessa, sia ai docenti e agli alunni stessi. Ora il discorso è talmente semplice, fare tecnologia in questo momento è sbagliatissimo. Noi siamo pronti, ma pronti. Scusate. Perdonatemi. Allora, la seduta di questo Consiglio Comunale è una... Perdonatemi. Allora, questa è una seduta in adunanza aperta, ma significa che non siamo in piazza, non è una manifestazione di piazza, quindi ascoltiamo interventi di tutti. Sta parlando il consigliere Vasile, lasciamolo completare. Grazie. No, per concludere, noi abbiamo le sorti, il diritto e il dovere di stabilire la sicurezza dei nostri istituti che abbiamo nella nostra realtà cittadina. Mi ripeto, questa risposta la darà l'amministrazione perché ha tutte le competenze possibili e immaginabili. Grazie. Grazie consigliere Vasile.